Quasi tutto pronto per la sesta corsa, una prova di categoria F per cavalli anziani. Il favorito è il numero 3 di Super War Horse, cavallo che rientra da 3 anni. Alessandro Raspante in salchi, al 10 anni da Super Fotocosmos, cavallo classico in Svezia da giovane, poi però 1000 problemi. È lui il favorito. L'alternativa Carlitos Francis con Enrico Bellei, 3,75 la sua quota, 5 Canter Cronos, 8 De Nilsson, 8 Ipsos Derpé. Meno queste le quote sul campo a 10 secondi dal via. Start che sta per iniziare a muoversi, il countdown che sta per azzerare e si va per la sesta. Tutto pronto per il premio Cimbald. All'1 De Nilsson, Cosimo Cangelosi, 2 Decollo SE, Francesco Tufano, 3 Super War Horse, Alessandro Raspante, 4 Canter Cronos, Francesco Facci, 5 Ciclone Tav, Andrea Bigliardi, 6 Ipsos Derpé, Roberto Vecchione, in seconda fila 7 Carlitos Francis, Enrico Bellei, 8 Zero Gravity, Giorgio Cassani, 9 Blackfire Horse, Sandro Miraglia. Macchina che prende velocità, si prepara al lancio, piano i numeri alti e si va con veloce Super War Horse che prende l'iniziativa nei confronti di De Nilsson, poi all'esterno Canter Cronos, quindi Decollo SE in mezzo alla pista Ipsos Derpé, in corda in terza posizione c'è Carlitos Francis. Se ne vanno 200 metri di corsa di Super War Horse in 14,7. Super War Horse in vantaggio davanti a De Nilsson, di fuori c'è Canter numero Cronos 6, in corda. Ipsos Derpé squalificato. Carlitos Francis, seconda pariglia al largo per Decollo SE che precede sempre Zero Gravity, quindi Ciclone Tav alla retroguardia Blackfire Horse. 29,2 per i primi 400 metri di corsa con Super War Horse che guida il gruppo, 600 in 44,9. Canter Cronos sempre allo scoperto. In corda c'è De Nilsson che precede Carlitos Francis, seconda pariglia per Decollo SE quando siamo al completamento del primo giro di corsa, che è il leader Super War Horse, passa in 1 minuto e 2 decimi. Vantaggio lo svedese di Alessandro Raspante sulla piegata di destra. All'esterno sempre Canter Cronos, in corda De Nilsson che precede Carlitos Francis. Se ne vanno 1000 metri di gara in 1,16,4 con il leader che ferma, perché Canter Cronos all'esterno non fa male e quindi cerca di ridurre la corsa a una volata più breve possibile. Alessandro Raspante, quando siamo a 400 metri dalla conclusione, retta di line 15, inizia ad allungare leggermente Super War Horse, trascinandosi sempre De Nilsson, sbaglia Super War Horse che lascia il comando così. Numero De 3, Nilsson a largo, Canter Cronos in mezzo alla pista, c'è Ciclone Tav all'ingresso della dirittura d'arrivo, un pasticcio per tutti quelli in corda, è passato Canter Cronos, all'esterno Ciclone Tav che attacca, Ciclone che insiste all'attacco di Canter Cronos nel finale, Canter si difende, attacca Ciclone sul palo, è foto millimetrica. Numero 7 squalificato, Ambio. 1,15,7 ragguaglio cronometrico. La fotografia per l'ordine d'arrivo tra Ciclone Tav e Canter Cronos. Un Super War Horse che ha galoppato a 300 metri dalla conclusione, rendendo proibitiva la corsia interna, con tutti che si sono stampati in schiena a lui. Ciclone Tav ha insistito fin sul palo, si è difeso con caparbietà Canter Cronos, ma nel finale probabilmente Ciclone Tav è riuscito a passare. Andrea Bigliardi in salchi per il Brolo Corse. È molto probabile la vittoria di Ciclone Tav nei confronti di Canter Cronos al terzo Blackfire Horse.